Detenzione ai fini di spaccio di eroina e cocaina. Con questa accusa sono finite in manette 14 persone nella zona della Sibaritide. Le persone che gestivano il traffico di droga, che si concentrava nella zona di Cassano allo Ionio, sono vicine alla cosca di 'ndrangheta degli Zingari. Il Consiglio regionale della Calabria ha dato il via libera alla costruzione di 4 nuovi ospedali a Catanzaro, Vibo, nella Sibaritide e nella piana di Gioia Tauro. Approvata una legge che autorizza la cessione di un mutuo ventennale per un importo complessivo di 80 milioni di euro. Il presidente Scopelliti comunica di aver firmato un'ordinanza commissariale che istituisce il Comitato di Coordinamento delle strutture di supporto al presidente della regione in qualità di commissario delegato per le emergenze idrogeologiche in Calabria. Il comitato è coordinato dal dirigente generale Giovanni Laganà. Il sindaco di Crotone ha emanato un'ordinanza urgente per gestire l'emergenza igienico-sanitaria che si è prodotta in città a causa dell'accumularsi dei rifiuti. Dopo aver fatto visita stamattina al commissario straordinario regionale, Vallone ha ordinato alla CREA, società incaricata della raccolta, di conferire i rifiuti solidi urbani presso l'impianto della Sovreco. È stato consegnato ieri a Cosenza il premio internazionale di musica d'autore della rivista del Centro Jazz Calabria Musica News al cantautore crotonese Sergio Cammariere. Per la giuria il premio è motivato dall'apprezzamento unanime nei confronti delle sue grandi doti interpretative.